Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, comandante Veneziano, Motorsport Manager. Stiamo progettando la lettone posteriore, che siamo in difficoltà. Allora a sto punto ce ne progettiamo alla grande, con un'affidabilità più 15 e una curvata velocità più 20, e ci spendiamo sti 600 e vaffanculo. E vaffancuore proprio. Ok, molto bene. Ottimo. Allora, monoposto. Aspetta un attimo. Ok, allora, adesso qua stiamo sviluppando il motore, lo stiamo migliorando, però forse non è pronto ancora per la gara, siamo ancora l'affidabilità è scadente, vabbè. Allora, alettone post, ok, cazziamo qua. Però qua come siamo messi con le prestazioni? Allora, 83, 81. Allora... quanti giorni mancano alla gara? 6 giorni, a sto punto aspettiamo il prossimo, dai, aspettiamo. Aspetta. Ok. Ci stiamo preparando per le ultime gare, chiaramente, che là voglio avere comunque una macchina ancora più performante, per quanto insomma stiamo andando alla grande per il momento. Comunque Phoenix, quella mondiale Formula 1, e European Guildford. Ok. Perfetto. Il grande DOS, me lo ricordo DOS. La monoposto è sempre terza, lo staff alla grande, piloti bene, sponsor insomma un po' così. E andiamo a Rio de Janeiro. Andiamo tutti a Rio. Ok, allora per Rio. Allora, carburante molto alto, gomme medio, carburante alto, va bene. Prevista pioggia in qualifica anche in gara. Ok, Beppe, ok. Ora qua proviamo questa. Ok, consumo gomme medio, ma il carburante è molto alto. Sarà dura, ragazzi. Sarà molto, molto dura. Ma ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifying. Terzi e quinti, io non riesco neanche nell'obiettivo del secondo posto. Che sfiga, oh. Però Pino, ragazzi, attenzione per il duello interno. Comunque io ho fatto un rischio. Al posto di sviluppare le gomme, ho provato anche a sviluppare le intermedie nelle prove libere, perché era prevista pioggia, però qua non da un cazzo, quindi ho sprecato probabilmente il tutto. E vabbè. Va bene. Quindi superavo del solo 5%, assetto gara. Ma arriverà la pioggia, però pensavo di averla subito. Vabbè, la sfiga Kumendiana ci può stare. Setup, come potete vedere, perfetto. Ormai il Kuma ha trovato un setup veramente da porco. Allora, aspetta, le gomme quanto durano? Allora, mi sono sempre 12 giri. Ricordiamo che qua il consumo del carburante è veramente elevato, eh? Gomme medie invece. Ok. Vai ragazzi. Strategia pilota. Mi direi di partire subito. Allora, gomme così. Carburante medio. Ok. Tanto andiamo così, poi vediamo. Tanto visto che le partite anche partire a bomba non cambia un cazzo purtroppo. Vai ragazzi, abbiamo premio di Rio de Janeiro, ottava tappa del mondiale, siamo primi nel mondiale con Costa che sta dominando. Vai ragazzi. E si parte Fegresboro, partenza incredibile di Morrò. Grande partenza di Morrò, vai Fioi. Pina prova subito il secondo posto, purtroppo Costa è sesto. Tutti gli altri chiaramente spingono, a me non interessa, però Costa è indietro. Costa è un po' imbottigliato, eh. Costa è ottavo, vabbè. Ma io preferisco tenermi le gomme. Sesti e noni siamo. Ammazza, oh, sti qua sono partiti subito a bomba. Abbiamo perso molto, però sono tranquillo per il momento. Anzi, mettiamo anche medio e medio.
Gli inculo nel secondo stint, perché è là che il Kuma è dal massimo. Becker è quarto, Pino siamo sesti e decimi, quindi messi molto male. Ma noi recuperiamo dopo, lo so, sono tranquillo. Il Kuma non ha paura. Adesso tra poco inizio la mia scalata. È vero che sono già avanti, ma lo sappiamo che qua può cambiare tutto in un secondo, ragazzi. E intanto Costa è nono. Però lo risupera subito quel figlio di Troia di England. Schianto di Carlos Espinosa. Fuori dai giochi Espinosa. Dobbiamo tenere il più possibile, ragazzi, eh. Schianto di Guglielmo Almeida, ragazzi. Incidente anche per Almeida. Incidenti un po' per tutti. È molto staccato però Costa. È 22 secondi di ritardo. Vabbè, caro, io non mi preoccupo. Andiamo a vedere Pino. Pino è sesto per il momento. Mamma mia, ragazzi. Comunque anche Costa ha un'usura a gomma abbastanza uguale agli altri, purtroppo. E che tanti sono anche in risparmio. Ok, Pino è terzo. Terzo posto per Pino. E quarto Costa. E adesso vediamo, raga. Tanti santi box tanto presto, e questo è importante. Questa cosa mi fa godere. Ok, quarto Costa. Pino addirittura in testa alla corsa, perché sono tutti ai box, tutti già ai box. Vai, Pino, spinge al massimo. Pino deve spingere adesso. Il nostro Pino deve spingere, cercare di guadagnare, sarà durissima, chiaramente. Il nostro stint sarà sicuramente quello successivo. Vai Pinone, vai Pinone. Pinone ai box, 16 giri dura. Qua ne mancano 13. Perfetto, ce la posso fare. Componenti a posto, pit stop, veloce. Adesso tiriamo anche con Costa. E vediamo. Comincia a piovere, Cristo santo, no. Aspetta, ma Cristo santo con Pino. E allora... Aspetta un attimo. Porca puttana. Purtroppo con Pino è la fine, ragazzi. Pit stop per Costa, montiamo. Montiamo le full wet, rischiamo le full wet. Ma porca puttana. Con Pino strategia è andata a puttane. Non mi sono accorto tardi, vaffanculo. Ok, andiamo, Costa è quarto. Pino deve andare ai box, anche lui full wet. Carburante non serve, e ok. Costa è quarto. Vai Costone. Cioè Beck come fa Beck a superarmi con le intermedie? Non lo so, però va bene. Ma problemi Costa. Sbora, sono con le full wet, vanno più veloci loro con le intermedie. Sbora. Mi sembra un po' stracciatella, insomma. Dai Costa, dai Costa.
Pino comunque è quarto in realtà. Fei sta diluviando eppure quelli con l'intermedia vanno forte. Incredibile. Mancano 9 giri alla fine. Costa è quarto. Senti il diluvio. Pino terzo. Però siamo fuori dalla lotta. Cioè dal bonus, cazzo. Siamo terzi e quarti. Alla fine non siamo messi male, però Becker è quinto. Ma Pino quanto è distante dagli altri? Parecchio. Purtroppo parecchio. Ho paura che le posizioni sono congelate, ragazzi, Siamo secondi, adesso finimo. Monroe mette le intermedie. Bene. Ora qua tiriamo al massimo con tutti e due. Porca, no. Costa i box a mettere le intermedie. Però sull'intermedio mi posso dare il bonus, però carburante. Ci siamo. Con Pino dobbiamo aspettare, devo andare al prossimo giro con Pino. Intermedie. Il carburante, mettiamo uno in più per sicurezza. Ok. Ai, Costa purtroppo malissimo, sbagliano anche tutto. Non ci credo. Costa rimane sesto, Becker purtroppo quarto. Pino è terzo, ma deve ancora andare ai box. Costa è quinto. Pino sesto. Quinti e sesti siamo. Non una grande gara. Siamo lontani purtroppo. Costa deve spingere come un depravato. Dai Costa. Adesso teoricamente deve ricominciare a piovere, spero. Perché hanno tutti le intermedie, quindi... Ok, ritorna a piovere. La gara è quasi finita però purtroppo. E chiaramente più nessuno va ai box, quindi... Pino ne ha di più però, ragazzi. Pino addirittura supera... Guarda, non faccio neanche gli ordini di scuderia, onestamente. Speriamo non mi costi... Cagare però. Vediamo se li rispetta. Vediamo se Pino rispetta gli ordini. Ritiro per la Monroe. Niente, non li rispetta lo stronzo. Guarda che merda, oh. Terzi e quarti siamo. Purtroppo andiamo fuori anche dai bonus. Dai, no. Ok. Bravo Costa. Costa è terzo. Terzi e quarti. No. No, Pigno, non per i coglioni. Terzi. Non andiamo neanche a bonus, però vaffancuore. Gara un po' così, sinceramente. Becker purtroppo secondo, ma perdiamo il minimo, dai, va bene così. Per la costruttori invece ce la godiamo. Diciamo che non abbiamo fatto grandi errori, ma neanche invenzioni strategiche, quindi alla fine è andata così. Vabbè. Gara anche poco emozionante, dopo una gara del cazzo questa. Oh, l'arezzato corse però fa doppietta. Titta, ma cario. Sono a stare un po' sul cazzo quelli dell'arezzato, proprio sono dei bastardoni.
Maledetto arezzato, corse. Poi non vengono mai squalificati quelli dell'arezzato corse. Cioè, mi stanno sul cazzo anche per questo, sinceramente. Con tutto il rispetto, però. Terzi e quarti. Quindi alla fine ne perdo anche nella costruttori, vaffanculo. Gustavo Costa, 44 punti a 44 con lui, perché c'era Lucia Flores, cazzo. Stessi punti, Pino è a 29, siamo tutti là, diciamo che Rezzato e Boa fanno da padrona. Nella costruttori siamo secondi. Alla fine è andata di merda sta gara, perché alla fine ne ho più... cioè ne ho perso nella piloti e ne ho perso nella costruttori. Va bene, e perdo anche 1 milione. Alla fine è una batosta, figlio, il batostone. Posta 5, allora... Ragionamento condizione vettura, podio, contento, ok. Raga, sotto il comandone veneziano, la prossima gara a Sydney, alla fine è stata un weekend negativo purtroppo, anche se è arrivato il podio. Raga, sotto il comandone veneziano, ciao!